e vorrei sia chiaro a tutti che esiste già la legittima difesa domiciliare. È ovvio tuttavia che non mi può vedere favorevole l'idea di avere un tana libera tutti se qualcuno ti entra in casa. Esiste un principio di proporzionalità che il nostro legislatore prevede, ha previsto e ha comunque modificato alleggerendolo un po'. Sono andato negli Stati Uniti circa 12 volte, va bene? E ogni volta ho riscontrato tra virgolette, un aumento degli omicidi, un aumento di quello che riguarda la condizione di insicurezza dei diversi stati e contemporaneamente è diventata una specie di Far West. Quindi sono d'accordo con la collega per quello che riguarda, non si può fare giustizia da soli. Gli ospiti in studio Friuli in diretta concordano di come non ci si possa fare giustizia da soli in relazione alle proposte di legge del Partito Popolare del Nord sulla legittima difesa, ma differiscono nella veduta di come si possa migliorare la sicurezza a Udine e di quanto su questa possa influire il sindaco e l'amministrazione comunale. Sarebbe importante riuscire a costruire all'interno dei singoli territori della città, cioè quindi sto parlando dei quartieri, una sorta di politica dell'essere cittadino di quel territorio e che quindi la gente in quel territorio appartiene a quel territorio e quindi anche, voglio dire, coloro che in qualche maniera non lo sono perché non lo vogliono essere, vengono insomma cercati di allontanare. Il compito comunale non si ferma soltanto alla prevenzione, il compito comunale ha da un lato il corpo della polizia, locale, polizia, non più vigili urbani, e quindi ha un ruolo deterrente di polizia giudiziaria piuttosto che di supporto alla cittadinanza evidente. Il comune ha il compito non solo di prevenire, ma di supportare, di aiutare, di essere fortemente presenti